Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Amiche e amici di 131, buonasera e ben ritrovati con un'altra puntata di Trick and Roll, la nostra rubrica dedicata al mondo della pallacanestro. Ovviamente parleremo della Dinamo Sassari, ieri sconfitta con tanta amarezza in Champions League a Malaga dopo una grande partita contro una grande squadra che probabilmente la vedremo anche nelle fasi finali e più calde della torneo continentale. Purtroppo è arrivata una vittoria che serve a ben poco, vista la contemporanea vittoria di Salonico a Digione, che ha escluso di fatto la Dinamo Sassari dai play-in della competizione continentale, ma insomma una vittoria che sarà sicuramente utile per ritrovare il morale in una cavalcata verso la Final 8. Ovviamente parleremo anche della Dinamo Women, sconfitta dalla Virtus Segrafredo Bologna nello scorso weekend, attesa dalla grande sfida contro la corazzata Schio, ma tanto altro ancora. E ovviamente non sarò solo a farlo, con me ci sarà la consueta squadra basket, a cominciare da Matteo Cardia. Buonasera Matteo. Ciao, buonasera a tutti. E buonasera Nando Mura. Buonasera Nando. Buonasera ragazzi, ben trovati. Nando, iniziamo da ieri, facciamo un balzo in Andalusia, è arrivata una gran bella vittoria per una Dinamo che ha saputo soffrire, è rimasta aggrappata per tutta la partita, soprattutto penso a una grande partenza del Malaga nel primo e secondo quarto. La Dinamo non ha mai mollato e ha dimostrato anche di sapersela giocare anche con squadre sulla carta superiori, pur avendo due assenze nel roster come Stefano Gentile e Kaspar Dreyer ieri. Sì, è arrivata la conferma che la Dinamo adesso sta bene. L'aspetto più interessante, invitante, è che la Dinamo corre, la Dinamo gioca in velocità, è sempre molto, molto presente dal punto di vista sia fisico che atletico, nonostante le due assenze. Questo significa che questa lunga gravidanza alla quale è stata sottoposta la Dinamo è arrivata alla conclusione, cioè dopo tante settimane di sofferenze, di problemi, la Dinamo adesso è una squadra che sta bene fisicamente, che ha trovato delle motivazioni, ha trovato una ragione di esistere anche. Nel senso, la Dinamo oggi è decima in classifica, ma c'ha i punti dell'ottava, ha come obiettivo quello di arrivare al termine del girone di andata nei primi 8 per poter partecipare alla Final 8 di Coppa Italia. E il calendario non è, a parte la partita del 26 dicembre a Venezia, poi c'ha in casa Brescia e Brindisi e in trasferta a Reggio Emilia, quindi in teoria potrebbe anche fare 6 punti e con 6 punti potrebbe anche raggiungere quel traguardo. Però è importante il fatto che si sia ritrovata fisicamente, che corra molto. Stiamo guardando queste me lo sono scritto, eccolo qua, con Onuaku tutto compreso. La Dinamo aveva 3 vittorie in 11 partite. Da quando è arrivato Stevens le vittorie in 8 partite sono diventate 5. Questo è un dato statistico che però ci fa capire che probabilmente l'innesto di un giocatore motivato, generoso, altruista, volenteroso e con tanta voglia di far bene è stata una scelta felice, soprattutto perché è stato allontanato un giocatore che invece portava negatività quasi alla squadra, ecco. Sì, l'ha sottolineato anche Bucchi, che la direzione presa è quella giusta e che dal rientro dalla pausa nazionale la squadra è di tutt'altro tipo. Queste le sue parole in sintesi della conferenza stampa di ieri
proprio a Malaga. Matteo, torniamo un attimo sulla partita di ieri. Ecco, se vuoi sottolineare alcuni punti chiave della partita, a me ha colpito personalmente proprio il non mollare mai di una squadra che stava anche per affondare, era lì sui 12-13 punti di svantaggio, e tu sai bene, conoscendo questo sport, quando ti trovi in quella situazione è un attimo mollare e mandare tutto già in garbage time. Sì, probabilmente il vantaggio più grande della Dinamo è aver avuto ci sono stati due momenti probabilmente. Uno è stato l'intervallo, dove Coach Bucchi ha potuto rimettere un po' in ordine le idee, che erano parecchio confuse nel primo tempo, anche perché Malaga era totalmente in fiducia, giocava molto sciolta, stava facendo ruotare tutti gli uomini. Insomma, sembrava un copione già scritto per gli andalusi. Stagione, mettiamolo così. Sì, andiamo a vedere, direi, anche la classifica, l'hai menzionata prima tu, Nando, però andiamo a vederla anche in grafica. Ecco lì, la Dinamo è 11ª, ma come vediamo la zona Final 8 la separa appena... Scusami, questa classifica è sbagliata, però perdonami. La Dinamo non sì, ha in vinto. effetti sì, vedo che ha siamo all'11ª giornata, siamo. Sì, hai ragione. Ma però il sito della Lega quest'anno non è molto sta un po' affidabile. zoppicando, sì, in effetti sì, mi stavo fidando della loro fermo a 15 giorni classifica. fa. Esatto. C'era qualcosa di strano, in effetti. La Dinamo è 10ª sì, con i punti di Brindisi, che è 8ª, quindi è una situazione che sensibilmente è migliorata rispetto a qualche settimana fa, insomma, perché i giocatori stanno... Tra l'altro voglio sottolineare il fatto che il fondamentale più moderno di tutti oggi, no, Matteo, è il tiro dal palleggio. Jones è uno che tira creandosi il tiro soltanto facendo un movimento. Le cose cambiano, però ci vuole anche lucidità nel capire quando questo accade da parte dei compagni, e secondo me questo è un altro sintomo di come la Dinamo stia crescendo a livello mentale. Poi chiaramente non è tutto perfetto, ieri si sono viste insomma delle lacune contro una squadra più forte, più organizzata, con più giocatori da buttare dentro e che non abbassavano in un certo senso poi il livello tra un quintetto e l'altro, era sempre altissimo, quindi non è stato facile. Però poi, come dicevo prima, per non ripetermi oltre, insomma, la Dinamo è stata lucida, è stata coraggiosa e lucida, e sono due cose veramente importanti. Sì, e poi noi prima o poi dovrebbero farci entrare nello spogliatoio l'intervallo, perché le partite ormai si decidono lì, insomma, sono dei momenti in cui squadre che stanno andando bene tornano in campo e prendono i barcati, o squadre che vanno male reagiscono, cioè dovrebbero fare dei corsi agli allenatori anche per dire che cosa bisogna dire, cosa bisogna fare, come bisogna comprare, perché a volte veramente quei 15 minuti, che poi sono molti di meno, perché insomma, vanno il tempo di sistemarsi, tornare in campo per fare un po' di tiri, insomma sono pochi minuti nei quali veramente si cambia il destino della partita, e la Dinamo, ha ragione Matteo, l'ha cambiata dell'intervallo, in quei 5, 7, 8 minuti che trascorrono insieme i giocatori, in cui ci si guarda in faccia, ci si dicono tante cose. Poi purtroppo è andata male, perché lo diciamo, la Dinamo è uscita per differenza canestri, mi pare, no? Cioè gli stessi punti di Salonico, ed è fuori per differenza canestri, e come diceva, sono cose che succedono, ne prendiamo atto, però prendiamo soprattutto atto, come diceva l'altro giorno Benzius nella presentazione, dice sì, è un obiettivo importante, ma è più importante ritrovarci, e alla fine si è trovata, più che ritrovata, e speriamo che adesso non si perda più, anche se domenica c'è una partita che tra l'altro ha un fascino pazzesco, perché Sassari gioca contro Marco Spissu a Venezia, lunedì, però non domenica, lunedì 26 alle 18, ed è la prima volta, perché Marco l'anno scorso era a Kazan, quindi non ci sono stati intrecci. Per fortuna di Marco, la prima sua si gioca a Venezia e non a Sassari, perché a Sassari probabilmente gli avrebbe creato qualche problemino, anche se in realtà non mi sembra uno che si spaventa Minispi. No, direi di no, anche per quello che sta facendo ultimamente, soprattutto in Eurocup, si sta trovando
molto a suo agio. Sì, ecco, stiamo vedendo i prossimi impegni della Dinamo, ne ho ricordati Nando, ecco. Viene trasferta a Venezia nel Boxing Day della Serie A, quindi lunedì 26 dicembre, poi con l'anno nuovo, il 2 gennaio, sempre di lunedì, Sassari ospiterà la Germania Brescia e poi altri due partite fondamentali contro Reggio Emilia del neo coach Sakota e poi quella contro Brindisi che andrà a chiudere il girone contro di andata. Barnell, Esatto, un altro grande ex, Molto esatto, vedremo un po' come se riuscirà ad agguantare la Final Eight della Dinamo che ci ha sempre abituato obiettivo che ci ha sempre ci ha sempre abituato a cogliere ultimamente. Matteo, andiamo a fare anche due parole sulla vittoria contro Napoli. Ecco, per la prima volta è arrivata due vittorie consecutive per la Dinamo Sassari che fin lì stava andando un po' alto e basso con una vittoria e una sconfitta da settembre, questo perdurava. Sì, ed è stata una vittoria che insomma ha sottolineato quello che era dal secondo quarto, il vantaggio c'era e il passo in avanti è stato riuscire a tenere comunque un'intensità giusta per far sì che Napoli non tornasse definitivamente, ma venisse poi ricacciata in un secondo momento indietro e trovare così la seconda vittoria in campionato consecutiva, scusate, in campionato, cosa che non era mai accaduta in questa stagione. Nando, prima hai parlato di Dinamo Venezia, ci sarà una sfida tra Dinamo e Venezia anche in campo femminile perché è passato ormai una settimana, ma la Dinamo Sassari ha fatto una piccola grande impresa scavalcando per la prima volta i gironi di Eurocup, per la prima volta nella loro storia. In realtà è solo la seconda volta che partecipa, ma comunque è un obiettivo davvero notevole quello raggiunto dalla squadra di Antonio Restivo che ha vinto a Londra nel campo delle London Lions e si è conquistata appunto il posto nei playoff come migliore terza dei gironi della competizione. È uno di quei risultati che fanno curriculum, come si suol dire, cioè è un passaggio al turno, la prima volta che succede. La Dinamo si confronterà, le women, la squadra restivo, le ragazze si confronteranno appunto con la Reyer Venezia, una partita in cui non parte favoritissima, così come non è partita favoritissima, infatti ha perso con la Virtus Bologna nell'ultimo turno, alla vigilia di un altro big match contro le campionesse d'Italia Schio che l'altro giorno hanno dato 70 punti a San Giovanni Valdarno, quindi ecco, la Dinamo Women è la più forte tra quelle non imbattibili, ecco, quindi quelle normali. di quelle normali, insomma. Una volta si diceva se il più forte è tra le pippe, si diceva, che era un'espressione poco elegante, ma per dire che tolti quelli bravi, tutti gli altri siete lì, e con la Dinamo però è la più forte, perché lo vediamo anche la classifica, tolte Schio, Venezia, Bologna e in parte anche Venezia, anche se poi se vediamo Dinamo e Venezia hanno più o meno lo stesso curriculum, lo stesso andazzo, ecco, la Dinamo probabilmente perderà sempre con Schio e Bologna, con Venezia se la gioca, ma questo significa che se riesce a tenere a distanza le altre, che sono già staccate di 4 punti, può veramente entrare in una semifinale scudetto, che sarebbe un altro step, un'altra di quelle cose che fanno curriculum, come il passaggio al secondo turno di Eurocup. E questo è un dato positivo che premia la scelta societaria di fare questa squadra, la scelta di fare buone operazioni di mercato, anche intelligenti. Io ribadisco sempre il concetto: quando costruisci una squadra, prendi un bel playmaker, e il segreto, l'abbiamo detto altre volte della Dinamo quest'anno, è che è andata a prendere Carangelo, che oltre che essere tuttora una giocatrice della nazionale, è considerata una delle migliori e anche più furbe, più astute, più intelligenti giocatrice, che non è point guard, è proprio una playmaker, una che fa il gioco, costruisce il gioco. Pura, playmaker pura. Sì, Matteo, andiamo a vedere anche le prossimi impegni della Dinamo Women. L'abbiamo già ricordato, venerdì alle 15 l'impegno contro la corazzata Schio, e poi con nuovo anno la sfida contro Brescia, e poi l'abbiamo detto prima, il primo
prima delle gare playoff dell'Eurocup contro la Reyer Venezia, e poi tra le due gare ci sarà un'altra partita molto importante, quella contro San Giovanni Valdarno. Intanto per la Dinamo ci sarà comunque la Coppa Italia da affrontare. Sì, Coppa Italia da affrontare, ricordiamo, è prima volta nella storia della Dinamo Women, quindi un altro traguardo importante per la società bianco-blu. Sicuramente, insomma, vedevamo anche le date del calendario, sarà un periodo bello tosto per le bianco-blu, che avranno appunto venerdì, insomma, il secondo degli scontri, forse ancora il più ostico, perché la Famiglia Schio, insomma, l'unica squadra insieme a Bologna che fa l'Eurolega, una squadra davvero forte, con tante risorse nel proprio roster. E poi vedevamo, c'è la sfida del 1 gennaio, c'è la sfida poi del 5 contro la Reyer, e 2 giorni dopo si torna sul parquet, quindi insomma sarà un periodo davvero dove le energie conteranno tantissimo, e insomma in questo probabilmente la Dinamo dovrà essere capace di gestirsi bene. Una giocatrice come Carangelo gioca più di 37 minuti a partita, quindi questo è uno dei dati che sicuramente, al di là dell'importanza della giocatrice, prendo Carangelo come l'esempio cardine, proprio perché è il fuoco un po' di questa squadra. Insomma, bisognerà fare attenzione ai minutaggi, e in questo tornerà comunque utile una panchina che quest'anno vede un po' più di minutaggio, soprattutto in quelle che sono poi le realizzatrici, una delle realizzatrici pure, perché Macurat prende un po' di respiro quando entra in campo Ciavarella, si può abbassare il quintetto anche con lei. Insomma, ci sono varie soluzioni, però bisognerà saper dosare bene le forze, perché poi arrivano degli incontri che possono essere importanti nel futuro, e per capire qual è il livello di questa squadra, che comunque ha davvero fatto bene. Bisogna fare assolutamente un plauso a coach Restivo per quello che è stato capace, anche con pazienza, di fare, perché non è sicuramente facile in 2 stagioni magari aspettare, insomma, non arrivare magari ad avere quelli che sono i risultati che ognuno vorrebbe, arrivare per 2 volte di fila ai play-out e poi avere questi risultati anche solo in una prima parte di stagione. Non è assolutamente da sottovalutare, e sicuramente il coach Cagliaritano ha dei grandi meriti in questo. Senza dubbio. Nando, non siamo riusciti a far cadere un tabù, nemmeno questo weekend. L'Esperia Cagliari rientra ancora una volta dal Lazio a mani vuote. È arrivata purtroppo un'altra sconfitta per la squadra di coach Federico Manca, che è sempre lì, e gli manca la zampata finale per ottenere la prima vittoria in trasferta, ma anche questa volta in casa della Stella Azzurra Viterbo è arrivata un'altra sconfitta. Beh, sai, il fattore campo, più scendi di categoria e più è decisivo. Cioè, sì, proprio stamattina parlando con degli amici che mi chiedevano, ho detto, se l'Esperia, come dire, paga e al tempo stesso anche incassa dal fattore campo, perché non è facile giocare all'Esperia. C'è una palestra coperta, una palestra dove non c'è molto spazio, e lo stesso motivo vale quando va fuori. Cioè, non è facile giocare su campi che sono delle piccole palestre, spesso dei campi geodetici. Cioè, il fattore campo è quello, come abbiamo detto altre volte. Se l'Esperia giocasse al palazzetto, probabilmente qualche partita l'avrebbe persa, perché al palazzetto si gioca bene, è illuminato, il parquet, un bel parquet, insomma c'è spazio, il pubblico è lontano, si sente meno. Quindi il problema è soltanto quello. Poi, se vogliamo citare 2 cifre, all'Esperia in trasferta mancano 12-13 punti. Cioè l'Esperia, che è in casa, è una delle squadre che vince di più, perché segna tanto, quasi 82 punti a partita, in trasferta non arriva a 70. E questo è, sì, tutte le squadre del mondo in trasferta segnano un pochino meno per tanti motivi. Ecco, l'Esperia un po' troppo, ecco, dovrebbe cominciare a pensare che sì, riesce a tenere gli avversari sotto gli 80 punti, però al tempo stesso non può sperare di vincere segnando 68-69 punti. Insomma, sotto i 70 è difficile. La classifica poi, vedi, è ingannevole, perché se tu guardi solo la parte sinistra e dici Esperia ottava, poi invece guardi anche la parte destra della classifica e ti accorgi che con 10 punti si è a 2 punti dal secondo posto, e questo aumenta un po' i rimpianti, perché con una di quelle 2 partite perse, una dopo un supplementare e una con una tripla
incredibile all'ultimo secondo. Oggi, cioè, adesso non faccio blasfemia se dico che l'Esperia oggi poteva essere addirittura seconda con 14 punti, ecco, ma però la classifica questa è, e su questa bisogna lavorare. Adesso l'Esperia si ferma, tornerà per l'Epifania, e mi pare in casa contro Frascati, quindi insomma però il fattore campo speriamo che resiste, e che prima o poi insomma anche, come dire, la casistica viene incontro, insomma, prima o poi, oppure di fare testa o croce, non può uscire sempre testa, insomma, può uscire anche croce o viceversa. Speriamo, glielo auguriamo alla squadra di Federico Manca, e magari una tira all'altra anche in trasferta, ovviamente sperando di mantenere sempre l'ottimo ruolino di marcia che ha avuto fin qua tra le mura del Pala di Montemici. Matteo, andiamo anche in Serie 2 femminile, perché tra mezz'oretta circa ci sarà un grande appuntamento, ovvero una partita attesa praticamente tutta la stagione tra gli addetti ai lavori, il derby tra Cus Cagliari e San Salvatore Selargius, che hanno giocato anche questo weekend, quindi se fai un recap anche della partita del weekend. Esatto, sì, no, comunque oggi insomma il derby è sempre una partita a sé, si può dire così. Sicuramente ci arriva meglio la Tech Fine San Salvatore Selargius, che ha battuto Empoli dopo supplementare proprio in casa a Selargius, una partita dove insomma la capitana, anzi l'ex capitana, perché oggi la capitana è Silvia Ceccarelli, insomma Marta Granzotto ha fatto una grandissima davvero partita determinante ai fini del risultato, e per fare un colpaccio che insomma sottolinea ancora quanto la squadra di Coach Righi sia comunque costruita per far bene in questo campionato, magari non per vincerlo, ma insomma per far bene, sì, perché si vede che ci sono delle qualità importanti nel roster. Anche l'arrivo della più piccola delle sorelle Makurat è stato importante da questo punto di vista. Sconfitta invece per il Cus Cagliari ancora contro Materica 63-47, un'altra sconfitta per le ragazze di Coach Sciascia, che non riescono ancora a invertire la rotta, però oggi c'è il derby e, come mi insegnate voi, insomma, il derby è sempre qualcosa di diverso. In tanti anni che si è visto in Serie A2, possiamo dire che insomma è ormai una delle partite più importanti, più sentite, dove sicuramente il basket sardo femminile, al di là della Dinamo, si vede di più. Oggi non c'è più la Virtus a fare compagnia alle due sorelle del basket sardo là sopra, però insomma, e quindi San Salvatore Cus è diventato il match più importante, e anche stasera sicuramente sarà una bella partita, perché sentita da ambo le parti, e perché insomma per il Cus è un'occasione, perché è una vittoria contro una squadra che comunque lotta per i playoff, può aiutare davvero nel corso della stagione. E dall'altra Selargius ha fatto qualche piccolo passo falso che l'ha un po' indebolita nella corsa, insomma, verso anche la Coppa Italia, però è ancora in corsa, e quindi anche da questo punto di vista, anche per le giallonere di Coach Righi, potrebbe essere importante, insomma, trovare i 2 punti. Un bel modo per chiudere il 2022 di entrambe le squadre, che speriamo quello del Cus Cagliari sia un po' da dimenticare, almeno quest'ultima parte, con solo una vittoria nelle prime gare su 11, una vittoria su 11. Una su 11, ecco, non ricordavo quante ne avessero fatto. Sì, diciamo che staziona lì all'ultimo posto con 2 punti, c'è a 4 punti Roseto, ma diciamo sono zone pericolosissime anche quello. Matteo, andiamo a chiudere un po' con la consueta panoramica del basket regionale. Iniziamo dalla Serie B femminile, dove ovviamente fa la voce grossa sempre la Virtus Cagliari. Sì, Serie B femminile che insomma si conferma ancora, parliamo sempre ogni settimana di questo campionato. Chiaramente la Virtus fa un po' un lavoro a parte, anche se questa settimana aveva un match sicuramente non semplice contro Elmas, 68-45 in favore delle cagliaritane, contro quella che è la terza forza del campionato. E poi andando a vedere anche gli altri risultati, insomma, Merce d'Alghero che ha vinto un altro match importante di questo turno contro l'Astro, 83-51 in favore del San Salvatore contro Ploaghe, quindi le giovani giallonere che
delle giallonere che continuano insomma a far bene, e poi vittoria del Sulano contro le giovani del CUS Cagliari. Ricordiamo il progetto che ha messo insieme le giovani del CUS e della Virtus. Passando invece in campo maschile, nel massimo campionato regionale, vittoria per Sant'Orsola che strapazza i giovani dell'Esperia Olimpia Cagliari 98-58. Vittoria importante anche per Elmas 61-69 scusate, contro l'Antonianum. E poi nuova vittoria, questa importante, della Sef Torres contro Calasetta, quindi un match d'alta classifica, mentre la Ferrini si conferma ancora una volta battendo agevolmente Luri, e come possiamo vedere dalla classifica Sant'Orsola e Ferrini guidano il campionato al momento. Torres che insomma si è riportata lì sotto, vicino proprio alle due battistrada, e poi Calasetta, Elmas, Olimpia Cagliari insomma andando avanti fino al fanalino di coda CUS Sassari, che ricordiamo una squadra composta prevalentemente da giovani, mentre l'Antoniano più esperta si è un po' risollevata negli ultimi turni, trovando soprattutto in Russell Jordan, in Gabriele Passa, insomma gli uomini adatti per la risalita. Bene, grazie Matteo del consueto recap. Non so se Nando vuole aggiungere No, volevo qualcosa. chiudere citando Marco Spisso, ne abbiamo parlato poco fa. La Dinamo dopo questa giocherà il 26 e Marco Spisso che è l'uomo dell'anno e sta chiudendo la sua straordinaria stagione, caratterizzata soprattutto da quello che ha fatto agli europei. Nelle ultime 2 partite ha segnato più di 50 punti, 53 punti mi pare, tirando col 90% da 3, non sta più sbagliando il tiro libero, cioè al di là del fatto che giochi a Venezia, a Kazan o chissà, prima o poi magari anche non lo so, nel Real Madrid, dobbiamo prendere atto con grande soddisfazione che oggi un ragazzo nato e cresciuto nel settore giovanile della Dinamo è il più forte playmaker italiano ed è uno ormai è diventato anche un grande playmaker a livello internazionale, perché contro a Badalona, che è una capitale del basket europeo, ha fatto 4 su 5 da 2, 4 su 5 da 3, 7 su 7 nei liberi, e pochi giorni dopo in una partita contro Brescia, finita dopo un supplementare o 2 supplementari, ha fatto altri 27 punti, tirando con percentuali pazzesche. Quindi, come dire, se mi posso permettere di dirlo, questa rubrica 131, questo trick and roll, elegge Marco Spissu personaggio dell'anno, perché siamo tutti d'accordo. Sta facendo delle cose, capisci, che di Jerome Dyson, Travis Diner, cioè stiamo parlando di un giocatore americano bravo, molto molto bravo, che tira triple con una facilità disarmante, che fa playmaker anche, che trascina la squadra. Quindi consegniamo a Marco questo simbolico premio di miglior giocatore, non sardo, miglior giocatore italiano in quel ruolo, e tra i migliori d'Europa in questa data che ormai volge al termine. Direi di sì, è ormai piena maturità per il playmaker di Sassari, e sicuramente penso che Venezia può essere anche un passaggio, che l'Eurolega possa riaccogliere questo straordinario giocatore, che tra l'altro abbiamo premiato a giugno con gli Oscar di 131, quindi l'abbiamo già premiato, mi sa che ha prenotato anche quello che ci sarà l'anno prossimo, spero, ovviamente. Bene, siamo in chiusura, tra pochissimo ricordo il derby tra CUS Cagliari e Basket San Salvatore, e poi Dinamo che giocherà il giorno di Santo Stefano contro la Reyer Venezia, e venerdì Dinamo Women contro Schio, insomma un'altra grande partita. Siamo in chiusura davvero, grazie mille a Nando Mura e a Matteo Cardia per questa... Grazie a te Matteo, grazie a Nando e a chi ci ha seguito. Certo, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, ovviamente gli auguriamo anche di passare un sereno Natale, visto che non dovremo sentirci prima delle feste. Grazie a tutti, buona serata e alla prossima puntata con Trick and Roll.
La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.